Una giornata storica, così il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito l'incontro a Roma con il ministro degli affari regionali Erika Stefani per riaprire la trattativa per l'autonomia del Veneto, intesa entro fine anno. Pasquale Aita è stato arrestato, il noto clochard di Venezia è finito in manette stamani per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sarà processato per direttissima. Il centrodestra pronto a ricompattarsi in vista del ballottaggio a San Donà di Piave, Lega e Forza Italia, al lavoro per l'apparentamento tra le liste di Francesca Pilla e quelle di Oliviero Leo. Parte l'estate, le previsioni sono di un esodo senza precedenti nei mesi di luglio e agosto, pronto il piano straordinario di CAV, presidi fissi, personale incaricato. Saranno completati entro la primavera del 2020 su tutte le tratte i lavori della terza corsia della 4 tra Venezia e Trieste, con largo anticipo sulle scadenze previste. Operazione della Guardia Costiera in laguna, blitz per contrastare l'attività illegale della pesca, sequestrate e rimosse quasi 500 nasse tra Pellestrina, Lido di Venezia e Caorley. Non si placa la protesta del Comitato delle Rive Pubbliche a Venezia contro il pontile in Rio Priuli a Cannareggio, 2500 le firme raccolte per chiedere la rimozione del manufatto. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano la politica con l'incontro che il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito storico, incontro questa mattina a Roma tra lo stesso governatore e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani. Sul tavolo la trattativa per l'autonomia della regione, incontro che è finito con una promessa e un obiettivo: entro fine 2018 la firma dell'intesa. Una giornata storica, così il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito l'incontro a Roma con il ministro degli affari regionali Erika Stefani per riaprire la trattativa sull'autonomia del Veneto. Dopo mezz'ora di confronto, al termine Zaia si è detto ottimista, ricordando che la discussione riguarda il progetto iniziale sulle 23 materie. Il progetto resta di 23 materie e confermiamo che la nostra richiesta è quella delle 23 materie. Durante l'incontro non si è parlato di risorse, ma il governatore del Veneto in merito ha detto di non essere preoccupato. Voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale, che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico, che debbono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Il Veneto ha chiesto che vengano aperti subito i tavoli tecnici sulle 23 materie e poi dalla Regione è arrivata una proposta. Di portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Diamo mandato al governo materia per materia di definire con decreti legislativi cosa dà per ogni materia. Diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Scadenza quella di fine 2018, confermata anche dal ministro Stefani. Sicuramente la Regione Veneto ha maturato già un lavoro che oggi ci viene consegnato. Ovviamente noi adesso stabiliremo anche una nostra delegazione trattante, per cui instaurati i tavoli tecnici io spero che si possa avere entro la fine dell'anno la firma di un'intesa. Intanto questa mattina il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, nel presentare il documento di economia e finanza regionale, ha spiegato come attuare gli aspetti finanziari dell'autonomia differenziata sia il primo degli indirizzi generali sui quali la Regione del Veneto sarà operativamente impegnata per sostenere con la massima priorità le attività necessarie a garantire l'efficacia del processo autonomistico sotto il profilo dell'analisi interna, dei profili economico-finanziari e nel confronto con lo Stato. La cronaca con una notizia appena giunta in redazione: un incidente sulla tangenziale di Mestre ha coinvolto poco prima delle 18:30 in carreggiata Ovest in direzione Milano un mezzo pesante e 3 auto poco prima dello svincolo per Marghera. Attualmente il traffico è bloccato su 3 corsie e si segnalano fino a 5 km di coda tra le uscite Terraglio e Milanese. Sul posto operano i sanitari del SUEM per 2 feriti, fortunatamente non gravi, la Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale. Continuiamo con la cronaca perché Pasquale Aita è stato arrestato, si tratta del noto clochard di Venezia, finito in manette questa mattina per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sarà processato per direttissima.
Pasquale Aita è in carcere in attesa di essere giudicato per direttissima. L'udienza potrebbe già svolgersi domani mattina. Il clochard di Piazzale Roma, noto per le sue proteste pittoresche, è stato arrestato stamattina dai carabinieri con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In questo video gli attimi concitati del suo fermo davanti alla stazione degli Scali a Venezia, sotto gli occhi di turisti e passanti. Cosa è accaduto è presto detto. La settimana scorsa, dopo l'aggressione di cui è stato vittima, Pasquale è stato invitato nuovamente a lasciare Piazzale Roma e il suo giaciglio all'interno dell'autorimessa comunale. Per il senza tetto si sono mossi i servizi sociali che gli avevano offerto una sistemazione più sicura a Mestre. Niente da fare. Pasquale Aita di lasciare Venezia non ne vuole sapere. Non spaccio, non rubo, non sono un delinquente, eccetera. E quindi devi andare via per questo? Sì, perché diciamo gente normale diciamo è pericoloso per il sistema. Così Pasquale rispose l'anno scorso ai nostri microfoni nel giorno in cui venne raggiunto dal foglio di via del Questore a cui non ha ottemperato. Per me sarebbe un gran dolore per andare via di qua. Nei confronti del clochard la solidarietà dei veneziani è quella di diversi consiglieri regionali che invitarono la forza pubblica a dedicare il proprio zelo ad altre e più importanti questioni. E arriviamo a quest'ultima settimana durante la quale dopo il pestaggio Pasquale è stato invitato a lasciare il suo giaciglio. Stamattina gli agenti dell'antidegrado gli hanno sgomberato la postazione, la circostanza l'ha spinto a inscenare l'ennesima protesta. Armato del suo inseparabile megafono, Pasquale ha bersagliato i carabinieri di improperi irripetibili, tali da costringere i militari ad uscire dagli uffici per procedere alla sua identificazione. Il senzatetto ha opposto resistenza, si è buttato a terra e per l'accertamento delle sue condizioni di salute è stato chiesto l'intervento della Guardia Medica. Appurato che non vi erano condizioni ostative, i militari l'hanno immobilizzato e portato in caserma dove, dopo le procedure di rito, è stato formalizzato l'arresto. L'episodio non è collegato all'esposto presentato sempre stamattina ai carabinieri dal consigliere Fucsia Paolo Pellegrini, che ai militari di Piazzale Roma ha raccontato di essere stato avvicinato da Pasquale Aita, che gli ha rovesciato addosso il contenuto di una bottiglia d'acqua senza motivo. Torniamo alla politica perché il centrodestra è pronto a ricompattarsi a San Donà di Piave in vista del ballottaggio. Lega e Forza Italia sono al lavoro per arrivare ad un apparentamento tra le liste di Francesca Pilla e quelle di Oliviero Leo. Lo aveva detto Renato Brunetta alla vigilia delle elezioni. A San Donà di Piave il primo turno sarebbero state le primarie di un centrodestra pronto a ricompattarsi in vista del ballottaggio. Lo conferma a spoglio terminato il candidato di Forza Italia Oliviero Leo, pronto a garantire il suo sostegno alla leghista Francesca Pilla nella sfida contro il PD Andrea Cereser. Noi abbiamo sempre cercato di portare ad avere un candidato unico, non ci siamo riusciti non per colpa nostra, però la democrazia è la legge dei numeri, dobbiamo accettare il risultato, siamo leggermente delusi perché aspettavamo un risultato un po' più florido, diciamo. Ecco, questo non è arrivato, siamo a disposizione per cercare di trovare una soluzione univoca per ricompattare il centrodestra, perché è un obiettivo che abbiamo sempre cercato di portare avanti. Con la Pilla ci siamo sentiti brevemente in mattinata, rivela Leo, le ho fatto i complimenti per il risultato e non abbiamo parlato d'altro, ma una trattativa è già avviata a livello di segreteria di partito. Ci sono dei pontieri, ho ricevuto già anche qualche messaggio, così ho fatto gli auguri anche a Forcolini, lui mi ha detto che saremo contattati a breve dalla candidata, quindi siamo qua, in attesa. Da parte nostra non c'è l'intenzione di porre alcuna condizione, assicura Leo, al di là del rispetto per la dignità di tutte le componenti del centrodestra. Faremo di tutto per ricompattare quest'area politica, se non dovesse andare bene non sarà certo per colpa nostra. No, non ci sono paletti, noi vogliamo un apparentamento e basta, non parleremo nemmeno di cariche, non parleremo di nulla, riaggreghiamo, poi dopo valutiamo anche da parte. Ruba il cellulare e carica i suoi selfie sui social, 22enne pluripregiudicato denunciato dai carabinieri per ricettazione.
Ha rubato uno smartphone ma non ha resistito alla moda dei selfie e dagli autoscatti è stato tradito. I carabinieri della stazione di Mestre hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione uno straniero di 22 anni, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, domiciliato in città ma irregolare sul territorio nazionale. Suo oggetto dei desideri uno smartphone di ultimissima generazione di cui si era impossessato a inizio giugno ma il cui proprietario non aveva mai cessato di seguirne le tracce. Proprio quella informatica e l'invio automatico sui social delle fotografie scattate con il telefono hanno consentito ai carabinieri di rintracciare il terminale e individuare l'utilizzatore. Le indagini tecniche avviate dai militari dell'Arma hanno consentito di scoprire l'utente del terminale che, associati i luoghi frequentati e le relative tracce informatiche, è risultato essere il 22enne domiciliato in pieno centro a Mestre. La perquisizione domiciliare su delega dell'autorità giudiziaria ha consentito di recuperare il cellulare rubato. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e segnalato alla questura per la sua posizione irregolare in Italia. Chiuse le indagini, lo smartphone sarà restituito al legittimo proprietario. Proposta estrema di un gruppo di cittadini per contrastare lo spaccio e il consumo di droga nella zona dell'ex ospedale di Mestre, chiudere il parco di Villa Querini e consentirne l'accesso con un badge solo ai residenti. Questo parco è possibile chiuderlo, mette delle transenature molto più alte di quelle che ci sono, perché qui bivaccano di notte, scavalcano l'inferriata e bivaccano dentro, e veramente è terra di nessuno, cioè ci sono spacciatori, consumatori di sostanze stupefacenti, ci sono di tutti i tipi, diciamo, di sbandati della città. Chiudere il parco di Villa Querini, assediato da spacciatori e tossicodipendenti, e consentirne l'accesso solo ai cittadini per bene. La richiesta arriva da alcune associazioni impegnate nella lotta contro il degrado della zona dell'ex ospedale. Ci sono tante realtà, non solo in Italia ma anche in Europa, parchi chiusi, gestiti dai residenti, con un badge dato o su richiesta appunto ai residenti che entrano e escono. Naturalmente così si seleziona anche i personaggi che usufruiscono appunto di questo parco pubblico. Una soluzione estrema, ma forse l'unica possibile secondo chi da anni tenta di migliorare il proprio quartiere, soltanto per vederlo sprofondare giorno dopo giorno sempre più in basso. È un gruppo abbastanza numeroso, circa 50 persone che bivaccano stabilmente qui dentro il parco. Molto probabilmente prima facevano i loro loschi affari in via Piave. In via Piave è stata, diciamo, fatta una ripulitura appunto del quartiere, però questi si sono trasferiti in massa qui. Una cosa che mi ha molto colpito è stato vedere un ragazzino portato accompagnato dalla mamma che piangeva a drogarsi, e questa è stata una cosa vergognosa. La situazione della zona sarà discussa venerdì alle 18 in un'assemblea pubblica al Tennis Club di Via Olimpia. Parte l'estate e le previsioni parlano di un esodo senza precedenti nei mesi di luglio e agosto. Pronto il piano straordinario per affrontarlo. La 4 si prepara all'esodo estivo, che quest'anno sarà particolarmente affollato a giudicare dai dati sul traffico forniti dalle 3 concessionarie che da anni collaborano per gestire al meglio le emergenze lungo l'autostrada. I passaggi di veicoli sono tornati ai livelli pre-crisi, superando per la prima volta il record storico del 2007. La collaborazione con Autovie si amplia anche a Brescia-Padova e abbiamo fatto un piano dell'esodo assolutamente comune, perché secondo noi l'unione fa la forza, quindi potenziamento di uomini, di mezzi, possibilità di bypass nel caso in cui sulle altre tratte di concessionario ci siano dei problemi, e quindi è già prevista la possibilità di deviazione su altre tratte. Tra le misure previste da CAV nei giorni da bollino nero, presidi fissi con carri attrezzi pronti a intervenire in tempi brevi per la rimozione di auto o camion incidentati o in avaria. Personale incaricato di predisporre nel minor tempo possibile le deviazioni eventualmente necessarie tra passante e tangenziale di Mestre e tra la 4 e la 27, un servizio di segnalazione code con base ai caselli di Spinea e Preganziol, un presidio sanitario con ambulanza presso l'area di servizio di Arino. La società concederà inoltre in comodato 8 nuovi mezzi alla polizia stradale, impegnata in alcune attività straordinarie. Metteremo delle pattuglie, stiamo già facendo questo servizio durante i pomeriggi e durante le sere, perché ci siamo resi conto che le zone, le aree di servizio possono essere dei luoghi in cui le persone possono essere derubate, e per cominciare una vacanza in questa maniera non è una cosa buona per nessuno.
È inoltre scaricabile online la nuova app Infoviaggiando, che fornisce in tempo reale informazioni H24 su tutta la tratta da Brescia a Trieste. È un mezzo assolutamente importante, molto ben fatto, che mi auguro quanti più utenti possibili vogliano scaricare per informarsi e progettare il proprio viaggio prima e per non avere problemi durante il viaggio, appunto. Intanto buone notizie per i pendolari che percorrono l'A4 tra Venezia e Trieste nei tratti ancora sprovvisti della terza corsia. Saranno completati entro la primavera del 2020 su tutte le tratte i lavori della terza corsia della 4 tra Venezia e Trieste, con largo anticipo sulle scadenze previste. Lo annuncia il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna. È una data importante perché nonostante che il tempo contrattuale è previsto per l'inizio del 2021 e il completamento dei lavori della terza corsia nel tratto che va da Alvisopoli a Gonars, i lavori stanno andando molto speditamente, per cui è possibile ipotizzare un anticipo significativo che sicuramente prima dell'estate del 2020. I cantieri sono aperti dal 2017 nel tratto tra Alvisopoli e San Giorgio di Nogaro e da alcune settimane in quello tra Gonars e Palmanova. L'ultimo lotto da Alvisopoli a Portogruaro vedrà l'avvio dei lavori nel 2019. Il completamento in anticipo dell'opera porterà l'atteso sollievo agli utenti di una tratta autostradale che ha visto negli ultimi anni aumentare il traffico in maniera esponenziale dopo i cali registrati durante la crisi economica. I passaggi di mezzi pesanti sono cresciuti del 6,3% tra il 2016 e il 2017 e i primi dati sul 2018 misurano un ulteriore incremento con 5.300.000 camion tra gennaio e maggio, 250.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di traffico purtroppo si trascina e porta dietro anche un aumento dell'incidentalità, anche quella minore, e avendo le sedi autostradali ristrette da 3,75 m a 3,50 e senza la corsia d'emergenza, qualsiasi incidente anche piccoli provoca rallentamenti, provoca disagi e quant'altro. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, operazione della Guardia Costiera in laguna. L'attività è stata denominata Last Storm e si è concretizzata in servizi di vigilanza sulla pesca con sequestri e sanzioni. 12 unità navali della Guardia Costiera appartenenti a tutti i comandi territoriali dipendenti hanno svolto un'attività di controllo e prevenzione lungo le coste della regione, operando ininterrottamente giorno e notte per una operazione di polizia sulla pesca che ha interessato l'intera filiera ittica regionale. L'operazione si è svolta sotto il coordinamento del 9° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica degli orari di pesca e delle giornate consentite, al controllo dell'attrezzatura utilizzata e autorizzata, al rispetto della distanza minima dalla costa per la pesca a strascico e alla verifica della documentazione delle unità. Su 300 controlli complessivi sono stati accertati 21 illeciti amministrativi per un totale di 78.000 euro di sanzioni e 12 sequestri amministrativi. Nelle acque antistanti Pellestrina sono state sequestrate e rimosse circa 200 nasse, 130 nelle acque prospicenti il Lido di Venezia e 90 a Caorle. Con missioni aeree in elicottero tutte le aree di coltivazione dei mitili sono state verificate dall'alto. Attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo sono stati individuati in tempo reale e identificati i pescherecci che non hanno rispettato i tempi del fermo uscendo dal porto prima dell'orario consentito. Complessivamente sono state multate 20 unità. Non si placa la protesta del Comitato delle Rive Pubbliche a Venezia contro il pontile fuori legge in Rio Priuli a Cannareggio. 2.500 le firme raccolte per chiedere la rimozione del manufatto. 2.500 firme a sostegno di una petizione lanciata dal Comitato Rive Pubbliche di Venezia per la rimozione del pontile in legno fissato in Rio Priuli a Cannareggio a ridosso di una scalinata indispensabile alla comunicazione tra la viabilità acqua e quella di terra, che per i residenti in centro storico è servizio fondamentale. Questi spazi spesso vengono chiusi o ultimamente occupati da passerelle di alberghi o di privati, sono come dei passi carrai, per capirci, che vengono occupati da privati, ma un passo carraio non può essere chiuso, e quindi ci siamo
costituiti come gruppo di cittadini in difesa, diciamo, delle rive pubbliche. Nel caso oggetto della petizione, il pontile rende inagibile metà riva pubblica, denunciano i cittadini. È un'evidente, diciamo, occupazione con un pontile privato di un albergo che finisce sopra la riva pubblica. Quella è l'unica riva pubblica per carico e scarico delle merci, delle emergenze, dei pompieri, delle ambulanze per i malati, che serve quell'area. Ma c'è di più. Come testimonia la documentazione fotografica inviata in redazione del Comitato Rive Pubbliche, quel pontile è stato fissato bucando l'antica pietra di Istrie, pratica vietata e fuori legge a Venezia. Non abbiamo niente che l'albergo abbia una passerella sulla porta d'acqua, ma non che finisca sulla riva pubblica, che è un passo carraio per l'attività quotidiana. La petizione consegnata in comune è rimasta fino ad ora senza risposta. Contestualmente il Comitato ha inviato una segnalazione alla Sovrintendenza dei Monumenti di Venezia perché le scalinate fanno parte del paesaggio della città e non possono essere chiuse, occluse o occupate da nuovi manufatti. È tutto con le notizie da Venezia e provincia, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di spiccata instabilità sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 13 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino, solo con qualche piovasco sul Bellunese. Col passare delle ore però temporali possibili un po' ovunque, anche di moderata intensità, tuttavia meno probabili sui settori meridionali della regione. Temperature in aumento, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 28 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile sin dal mattino con molte nubi e con rovesci e temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche spazio soleggiato in più lungo le aree costiere. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di spiccata instabilità con piogge diffuse ovunque, localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento nel corso della nottata con fenomeni in attenuazione. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!